Quindi si compie la conquista di Castello, l'ultimo baluardo è il palazzo, il quinto quadro racconta la conquista del palazzo. I popolani si schierano di fronte al palazzo, al centro dello schieramento popolare, Sulis, Efisio Pintor Silico, Salvatore Caleddu, Ludovico Bailo. Su un palco improvvisato sale a parlare Efisio Pintore. Hominis, popolo de Castello, gente de Stampaci, de Samarina de Bidanoa, femminas, che armaras combatteis con marinos e fraris e con sa lingua azzizzais totus a combatti, che se os lonchius ai noi stistecchio gioco e non depiressi manco le varas. Teneus una regione, uno scopo preciso, teneus d'ogni regione e plus de uno scopo. Subito liberais prisioneris, ma plus de rotto voleus s'autonomia, chi bolinai giustizia, libertà, vari e traballo volotto. Grida di approvazione. E l'ompia de Torino sa risposta ai 5 domandas ad esistamentus. A sa domanda che io leo storna su Parlamento sardo su reinare a chi no. A sa domanda che io leo su noi un sinistaro su reinare a chi no. A sa domanda che a Torino ci sia un ministero e sapparis de Sardegna su reinare a chi no. A sa domanda che sta gente sarda non sappai carriere e amministrazioni sul reinare a chi no. A sa domanda basta di areus, a tutto su oleo sul reinare a chi no, a terra sa tirannia, a terra sul dispotismo, sul reinare a chi no, e tarara su popolo sul re, libertari, autonomia, giustizia. All'improvviso altre voci. Ais armas, la raio venendo su portone su palazzo. Sulis, avanti salmaus, a voi sacrus, sparsi naisia, esrippatus, pronto a fare fuoco. Si apre il portone del palazzo, parte un rullo di tamburo dall'androne e il riquadro si vede sventolare una bandiera bianca. La regge il canonico Mameli. Esce dal palazzo col giudice Valentino e un tamburino che li segue. Si fermano a metà tra il palazzo e la linea dei rivoltosi. Avanzano verso di loro Pintor Sulis Caleddu e Bailo. Pintor, Ittano, Seus inviaus de suo visurre, costo si comprende. Parlano, intervengono tutti, evito di dirvi il nome, costo si comprende. Su visurrei domanderà il testi lo costo trombullo. Secondo su santo, sa festa o su canonico, su visurrei consentirà trattai con is signorias, e il tarene in mano potrà trattai con is molenti sardus, a consentirà ponni in libertà is prisioneris. Questa è cosa che subito lo sa fare nello se tutto, si già non è cosa fatta. Su visurrei offendi savasci, questo che è succedendo non porterà a nulla. Ai natis de succede su de oi, savasci de issus ha portato in galera. Su re a Torino ha fatto buona accoglienza ai deputati, carignaus che cani se aguantaus a poras de sa volta. Tornaus a noi. Su visurrei consentili hanno donato in battaglia che lo rai stottus a dopo. Un cari sicurezza che quando si usa domo non arrivi soldati a arrestare uno voi. E cari governo e usa tenite grasse. E commenti d'arrangiare su salve fude sul re ai 5 domandas. E tanti beni la sta popolazione. Libertari, autonomia, traballo, a ricchezza, avelo, e non ha molto neutro tappato. Si vuole pensare per una cosa, a s'amnistia generale o su che succede voi, o ogni persona, o ogni malfatto. Che è il malfatto? Ecco, gli sportas a bruciadas, gente morta, a 300 centinaia, assaltavo e occupavo tutto castello su visurrei inserravo entro su palazzo. A me mi pare tutto per il fatto. Si ha osservo, si se noi. Parte una scarica di fucileria. Si sente a correre truppa. Ah, traittorisi! Custa essa serierai! Non ci è nulla! Via dei noi, esripados! Est un errore, vi mai sì, aspettai! Se errori estas ascoltai, ariosu! Avettai! Tacei! Salva e sì! Osi bocciu noi e tutto, e si incinterro un istentar de favas! Questo ovviamente è assurdo. Si ritirano sulle rispettive posizioni, rientra il narratore, a malapena si salvano così dallo scompiglio quei messaggeri di pace. Adesso la battaglia si concentra sul palazzo e si fa più dura veramente
perché è capitanata da Barbiano in persona e dal generale d'armi La Ferchère. Le scariche dei moschetti sono frequenti e precise, fino a quando, colpito mortalmente da una palla, il comandante svizzero, gravemente feriti un ufficiale e molti soldati, il palazzo si arrende e nuovamente al portone si affaccia una bandiera bianca. Il popolo di Cagliari, come una fiumana, irrompe dalle attuali vie Cannelles da Marmora ai Genovesi e invade gioiosamente la piazza e il palazzo. Nella piazza, accanto a quella reale, prontamente si innalza la bandiera sarda. Finisce il quinto quadro, andiamo al sesto, dove c'è il passaggio dei poteri praticamente dai piemontesi al popolo. Dinanzi al portone del palazzo tengono concilio i capi dell'insurrezione, mentre come formiche i popolani entrano ed escono dal palazzo recandone dolciumi, liquori e altre squisitezze saccheggiate alla dispensa del palazzo e le consumano allegramente nella piazza, riunendosi a gruppi e commentando. Gruppi di popolani armati prendono il posto delle guardie reggenti. Pintora Sulis che esce dal portone. A un di esso vi sorrede. Fui, a fatta savordete musenno. Sesti serrao con Valsecchi, con Sani Manieda, in suo palazzo arcivescovili, i più le ho sfatti. Assato serrao polisi, rispettao su Sagresia, controllao su scetti che non dibessero. Baile cadedu, assassinati, in ogni luogo arziant a sostentarlo e armantis volontarios. Lachini a ripeti, entrano Cabras e Pintori. Un gruppo si fa intorno a semicerchio, su dice, Saluri, o Savogao, Saluri, babbo. Scusi, di Savogao che ho fatto trovare bordello con i tuoi vestiti. Cabras scherzando, e ta maniera è custa di si comportare, se ho fatto su meriteo con Bernardo, che noi ho spozio serrai sopra, su campana, sazzerio, sposi là, oh, mamma mia. Bravo, grazie a tutti, buona gente, andai, moi. Si che a fare su che vesti spaventi, su chi santi comandavo questo bravo comandante. Restano i quattro, suri, spittorelli. I moi de peus pensai a menti brida a su chi de peus fai. Seus meris de Castello, ma savartira non sta a acabare ancora. Non fa eus danno. Non se io sto che di noi, fotti di cosa cerchi in cucina. Il suo combattimento vuole fare. Sono in nuda, 24 dulcis, dimostraus al rispetto, pazienza e forza. Circheus desicorangiai s'amicanzia de rottosu, de cossus puro che mancai continuamente in sa vittoria nostra di vostra faità. Così da lui, babbo, vos su meglio. Primo cosa, faeus uscire a tutto su chi non teneus de vai a revesa sanenus. Subi su rei, Valsecchi e Sacivescovo, antessi a rispettaus. Chi non toccaus a issus, totus comprendenti che a nessuno se lo sa far male, soli si tanare fusti. Steo già ecco. Sa milizia te una de damantelli. Oneus manca ai generali dei armas, su marchesi de Neonelio, ai cisnobis a Santa Consolata. Tanti bonoso su, basta che tu lo su comandare. Merapelli. Bernardo, il nuovo pintorevole lo vai a visitare a sua eccellenza su Baiuco. E tagliolisnati, deponati. O su Pisurre. E te deve la conca di Barresta. Sei una conca brillante, tutti mi conoscono. Come ti mai una domanda? Sei un stampacino, è vero, ma sei un beccio. Un volto per una picciocchina. A me sta combinato. E poi sul re non è prosperite Castello. In Donati e sul serio possiamo stuzzare di 100 anni. Non va la bollina che è colpa mia. Tengo sta prova questa innocenzia mia. Femmo un galera, non ha fatto nulla. Ridono. Bernardo, il santo sul Deo attorno a noi non solo sa ritornare a mare giù. Procurai che all'estero arrivino a noi i giudici della regia udienza. Funti solo che vuole appoderare questa situazione. Teni sa ragione. Luego saresti fatto. Tempo su un'ora, sa gattare su un'ora. Di accordo. Bene, adios. Si tiene dunque la riunione della regia udienza. I giudici della reale udienza, tutti i sardi, tengono consiglio storicamente in una sala dentro il palazzo. Scenicamente la cosa la rappresento sempre davanti al palazzo. Sono presenti Vittorio Cugiamanca, Cristoforo Paolo, Antonio Foris, Giuseppe Valentino, Raffaele Valentino Pilo, Luigi Tiragallo, Antonio Guirisi, Gavino Nieddu, Bacchisio Meazza, Giovanni Maria Mameli e Giovanni Maria Angioli.
La folla presidia il palazzo. Entrano i giudici, il verbalizzante con il suo banchetto lo corrente per scrivere, intorno si accendono fiaccole perché comincia a fare. Soveris riunioni, domando ai giudici che reniti novas de subies succedenti de informais a Reggio Udienza. Si domando pure de poetais italiano che su verbalizzanti soli questi sconciu e questo noi scerau e piemontesu e sardo non di Mazziara. Verbalizzante, queste disa non le mette a verbale. Chiedo in apertura dell'udienza ai giudici che sappiano di dare nuove al Consiglio sui fatti in essere. Presidente, i spatriotus anta assicurarvi lo anta fai male a Nemos, né a Suddisurre né a Sarcivescovo, ma sarei pure che 5 domandas a esistamentos anche presentava sul Rei è cosa troppo grave per la nazione sarda. Demo pregare su giudici, te puoi dare italiano, ma rispetto del suo verbalizzante. Ta sto chiara, mi dico, adesso mi questione. Femmo una rendi che è cosa troppo grave per la nazione sarda e chissà tu non vuole ti passare lo conca ragazzi. E guarda che vosteti e ti accordi con esso. Con tutto sugo. Scrivete, i sardi vogliono far vedere che non sono minchioni. Presidenti, su Visurre Balbiano e su segretario Valsecchi punti Bressonis in suo palazzo del Vescovo. Giudice, Enici Macupre, presidenti, è un audio di questo momento di spiegare in oso sul comando di questa nazione sarda. Quelli italiano lo precede, non si oppone che non è nervoso. Chi ora li posso poi dare su spagnolo. Su spagnolo è che io già di 30 anni, ci uscì e ta colpa mi rendo Deo che a me manti pesavo su spagnolo. E se spagnolo scuro io andavo più su usato. Mi fai piacere, gli signoria, non posso soffrire, saprei potenza di spagnolo su. E in fondo però vi signoria che mo ci rende un sistema un testo. Chiedo la parola. Domanda su quello sul giudice Meazza. Fueris italiano. Concordo con il giudice Fois che dobbiamo come leale udienza sottentrare al governo nell'esercizio della suprema autorità, come ne danno ragione le leggi del regno, e dobbiamo altresì ricondurre qualche ordine legale in codesto sbrigliamento della plebe. Si sentono rumori nella folla. Il te questo bordello, Niedo, pezza su precede, andi a Castigliano. Si allontana a Gabino niente. Pilo alza la mano. Giudice Raffaele Valentino Pilo, domando a tutti. Itta consiglio è custo con i giudici in mezzo a gente armata. Poreus fuedai di areus, poreus di liberai. I tetti in me, non se lo sto tossando. De un ottimo nuda. Valentino un ottimo ma raffieri già. De un audio in questa condizione che si vuole di liberare con buona coscienza e secondo sarei chi non è stato che sa volontari de sul re. Quando principi placuit leggi sapet vigore, etta soddisfazione all'indistuola sul re con sta lingua latina. Rientra dietro, ita no perceputi. Gente amica de su Visurrei a cercare di rompere ai noi così puoi dare, ma non funti a rennesciusu, che i sarmausi tu santi bogausu. Se non virare in manna è che su popolo domandera chi entri in sudienza su marchesu dell'Accoli. Pare che su notaio sciacca, se posta a sta ventana ha fatto seriare l'Accoli Visurrei. Non teni valori, esco un abuso, presidente protesto, paci, silenzio, avrei. Se ho tutto di accordi di salenzare di su notaio escono erontese e arriccini su marchesu di una che sarei lo si dumpone e non è manco di lui a verbalizzare. Non avete capito nulla, meglio così non verbalizzate nulla. Giudici che di areus voleus incomenzare a piegare sul governo cercaus di muovere tutto, di evitare di sollevare su popolo cosa che non tiene di importanza. Su marchesu di acqua. Tu vai su tra, io no su una carina per lo sbasciare di Samì, si zezzi e ascolta. Non è mai maravigina sta mi impedire su mano. Andi niente, vezza su le scene. Esce niente, alza la mano Giovanni Maria Angiolo. Io dell'ordinanza normalità, domanda su quello sul giudice Giovanni Maria Angiolo. In italiano si tu prego, giudice Angiolo. Rientra Nieto con l'acqua, li fanno la scena, si siedono, manca silenzio precede, si alzano giù. Giudici, parlo italiano ma con cuore di sardo.
Parlo da sardo, ma con pensieri di giudice. Da giudice vi dico che non dobbiamo andare con parole e azioni lungi dai sentieri aperti dalle leggi. Da giudice sardo aggiungo che in quei sentieri stanno le parole e le azioni che un popolo orgoglioso dell'eroica difesa della propria terra fece dire e fare ai suoi rappresentanti che dagli stamenti rivolsero al sovrano quelle 5 preghiere. Non c'è sovranità sulla terra che non venga dal popolo, e come non seguiremmo un sovrano senza Dio, non potremo seguire un sovrano senza popolo. Vero è che le leggi del regno consentono alla Regia Udienza, quale magistrato supremo, di esercitare poteri di sovranità nella presente notte, ma è anche vero che nell'eclisse dei poteri dello Stato, in questa buia notte, reca lume ogni torcia, ogni fiammella illumina il cammino e la parola, e solo se ogni padre e ogni madre di famiglia reca alta una fiaccola, sarà luce per tutti e non per pochi. Solo se tutto il popolo partecipa al governo, sarà legittimo il governo e illuminato. Così le nostre decisioni vanno prese alla luce di tutte queste torce che illuminano la piazza, alla luce della ragione, con l'aiuto di Dio, con i voti e con la gioia del popolo. Chiediamo dunque al popolo, in questa notte e in futuro sempre, se vuole noi con gli stamenti a governarlo, e che cosa vuole che da noi si faccia. Sono concordi i giudici con la proposta Algioi? La grande maggioranza sollevano la mano. Si chiami dunque il popolo. Il popolo invade la scena e ora c'è il dialogo tra una voce di giudice e le voci del popolo. Est agradessio a su popolo, che sa Regia Udienzia con introso esistamentus, pighi su governo in mano sua, sa? Ehi, sì, ma c'hai, giudice su governo, Giovanni Mariangioi, sa Regia Udienzia devi comandai, viva esistamentus, Diego Carello e Gioi Mariangioi. Volesi, su marchesu neoneri generali e sulisi comandanti, sì, eia, ma c'hai, viva sa milizia, viva neoneri, viva Vicenti sulis comandanti, i tabori su popolo o ritmo, su vari, su traballo o voli da Tragosa, a mari piemontesus, a mari, o prima cosa le ossa libertari, su piemontese a mari, ora su visorei, imbarcai a Tottusu, a fora si strangiu, si su questa famiglia, a mari. L'ultimo quadro s'acciappa. Scusate, vedo un po' che c'è. Comincia così, s'acciappa. La caccia e l'acchiappamento di tutti i piemontesi che vivevano a Cagliari. Comincia il nuovo governo della Reale Udienza, che per tutta la notte rimane in seduta permanente. Anche gli stamenti tennero riunione, per primo lo stamento militare, che chiese che anche gli altri due facessero lo stesso. Allo stamento ecclesiastico fece supplenza all'arcivescovo l'abate Diego Cadello di San Sperante. Sarebbe bastato ai giudici e ai capi del movimento che fossero allontanati solo i piemontesi che avevano gestito pubblici uffici e avevano potere. Ma il furore popolare non volle distinzioni e anzi coi piemontesi si vollero imbarcare le famiglie, comprese le mogli sarde e i figli nati da quei matrimoni. Non si arrestavano però le donne e si fece eccezione per l'arcivescovo Merano per rispetto alla religione. I piemontesi venivano arrestati e condotti in luoghi di sicurezza, più che altro nei conventi, dove erano lasciati ai frati, che in attesa dell'imbarco li trattavano con umanità. Unica eccezione, riferita dal Manno, quella di padre Carta Isola al convento di Santa Rosalia, uomo di grande autorità, professore di logica e metafisica all'università, trattò aspramente i suoi prigionieri. La Reale Udienza, informata, fece trasferire quei prigionieri al collegio delle scuole pie, dove furono bene alloggiati come gli altri che andarono al convento dei Padri Minimi e a quello di San Michele.
Durante questa ciappa, per identificare i fermati di cui non si sapeva con certezza se fossero sardi o piemontesi, si faceva ripetere loro la parola Ciccio, posto di blocco nella piazza. Nara Ciccio, Cicci a convento, Nara Ciccio, Cicci a convento, Nara Ciccio, Cicci, passa. Arriva uno in lontananza, è Francesco Ignazio Mango. Lassù da su seso, lo rendi. Mira lei, stasera, sminettere temporale. Ma te imbriaco. Imbriaco passione. Non è tanto sta pernaccia e sta guardente canto su pregio di Cibocasti e Monte. Esti su primo un castello che si è posto in serriai a mari, che sta vent'anni dopo. A mari spiemonteso, a mari! Vi proso spiemonteso cosa Sardegna una cuccagna. In occhi mi vista America lo visto. E venirà, ma in moi sono le porche sti spacciati. E te governo hanno fatto. Tutto sa gioventù di virtù del talento, oziosa la passata. Ma lo senti che storia su maestro, che non pensa a sta storia del suo volto mi ci alza sul sangue a conchi. E Moscovia, sa gente che si manda la Siberia. È giusto, e non su moce di sto rosa donna, ma era bello. So sardo so che hanno avvocato questo dannoso inimico, a mari, buonanotte frate. Buonanotte. Questa popolo è sola, stimpa, e so sabuso. Esce di scena a mano, entrano soli se pittori. Chi è così? E uno dei ozieri, da sei bispo giustamente, di nata Francesco Ignazio Mango. Fitta 5 anni, questa moca. Poco su conosce, è famiglia nobile, dei sanguini callenti, ma ancora di compare, buono poeta. E si paga risparmioso, però de corrubo. Omni de sentivo, a sabiri, da sentendi cristianati. Ti fermo una rete de simpatico. Su primo avesse su fisurrei con la flesciera e altro 76, una parte soldato e altro si impiegava civili. Cali è sana, sapola che avventa, sul bastimento mercantile. Poi s'altro su Cireneo, s'altra sulla snappis, una ragusea e una spagnola. È abbastanza 3 snappis per tutto questa gente. Agli antessi grosso di 500. Creo Teoburghi lo abbasta, ma a tempo su una gira tra sua ragusea s'antessi a disposizione. Una notte a verità. Furono 515, mi pare, che furono cacciati. Un professore universitario che insegna a scuola all'Università di Cagliari, quando fu intervistato qualche anno fa a proposito dichiarò che alcuni funzionari piemontesi erano stati allontanati. 7 navi in tutto. Alcuni, cioè per dire che era un episodio insignificante della storia serba. Non faccio nomi, tanto li sapete a memoria. Allora, antessi quello dei 500, credo quello che non abbastati, ma a tempo su una gira tra sua stata cos'è santessi a disposizione. A un dia si impresonava al secchi, e il salute del sangue, anima condannata. Poi questo ci ora di suo processo, lo è breve e ci lo raccoglino. A tu la sicuro che se vuoi sbaglio c'è la navi, che non faccio la pressione, ma carrochetto. E sa proprio cosa per fare consente amore, con suo traitore, anima bende a suo franceso. Escono su di pittore, entra Marras. Marras è un consigliere civico, negoziante, conservatore. E Dio si inaudino è cosa bella su chi è succede. E si intende e visto ogni cosa. Si va bene, e si ribellare a sottolinare. E vai morri a sta gente innocenti. E bene, devo pure donare, che si antigovernano bene non antigovernano, ma sul re non dici nulla. E su Sardo a sul re era tu dai sempre fidele. E commenteresti che su primo che si diventa fuori comandare 4 pueblos, autonomia, libertà, traballo qualità, e si pensa a te e si battono. Ma non è sta legge, e non è sta a fare 100 coccas e 100 berrittas, comandi non scelti. Sul re, buona gente, è sempre un re. E si comandare su noi e poi tra bella bisi in de pesare e posta in serriare lo sport dei satru su
sul regno da pigao de su babbo, e su babbo, de su babbo. Genti nobili, e su zangoli nobili non è stacqua, e non si incoraggiano in una Dio. Si va libero che te ho fatto la città, che stiamo a solo a sa scusi, scetti con gente fidare e fidere a sul re, gusta essa libertà. Ma non mi cito Dio, a me mi nanta amarla sa, e a pakistionare finza sa mi tanta ispa. E se lo smera si castello da pensa di Arici, non c'è traballo, chi non fiate sul re, manco su mani. Te ne usfammi? Chi non fiate sul re, vengo già in morto so. Autonomia. Tutto politica, non c'è anziani su questo squattro a poglia, se dottoretto su, e gente che ha visto su per il castello a fare su giudice e struppi a su loro. Arriva a ste monti e ci paga a ste cose. Spera che lo ripresto, sordini, savaci e sul governo de sul re, conservete Deo sul re, viva sul regno sacro. Va al posto di blocco, nada Cici, va su e fai buddi. Basta, basta. Questo episodio invece riguarda un stato di origine piemontese. Arriva al posto di blocco, nada Cici. Basta. Firmo dai è piemontese. È piemontese in A. Se usato. E sa. In A che lo conosco, lui se Spaglietti, vero se. Sì, se ho Carluccio Paglietti e se usato. E come? Ti Paglietti non è nome di sa. E talibani che Dio sia piemontese. A su qualità mi pare il stato, ma su compagno non riconosce poi si piemontese. Come ti mi lavoro si spicca in Italia? Babbo via piemontese, Matteo si è usato, Santa Mulleri mia e Stato nel spirito, si te che voleste in me. I indiani, teni sangue in mano, a convento, e avete la mia simbacco con il santo da Sarrazzaro. Ieri sei gusto sta ragionamento, custa essa libertà. E custa sa giustizia, e tanti tempo fa di spirito minuto, sarò con mano noi e sarò che un continente. Bene, pazienza. Hanno su spursi innanti combinato, sempre in arendesi che via sarei. E mo sarei e custa, e pagas tu, ma che non ci tras nulla. Passa un uomo armato. Tu, Benello, porta sì, ci gusto piemontese su convento, che non so se ho dei guardi e se ho da solo. A su convento, ci devo portare tutti, camminare. Va avanti Paglietti, l'armato dietro col fucile. Lasciami andare, per amore di Dio, lasciami fuori. Non posso. Sei usato. Hanno uno che si piemontese. Ehi, a te parti del babbo, ma Dio sei usato. E sapo sono ti speppius, non teneo su sta vesti. Sei cristiano, scommetti a cui è tutto. Lasciami perdere, lasciami andare. Ascolta a me, tu scesi da paese. Chi lui si piemontese. Te non ricomprendo e tu non comprendi sempre. Non sta ecci? No, te lo ricomprendo, te. Ascolta una visto che non mi comprendi. Teo, cristianenti come è tutto, come ti fa su sempre, sicuro che noi non mi comprendi, sì? Ma poi ci n'altra un'altra. Mi pare che sta prima furiata su scurio mi fermo copisciare. Su così daremo un sarrenconi, a su ragione di non fermo là, visto che non vini, non te ne su cuore sicuro. E chi sicuro te come ti faccio con su scurio che gesti a rubiccare di atteso con una cosità? Cosa scoprire? Io non capisco salvo. C'è totale. Fuori. Girano l'angolo, voce fuori c'era, fermo là, passa di cosa, una cucirata, rientra. Oh, questa guardia! E che succede? Se c'è fuino, pazienza. No, ma sicuro sei che è piemontese? Sì, si è piemontese. E il sangue ci dovrà rantacciappare. Meglio su un piemontese libero che uno usato in galera. Ora la scena famosa dell'assalto ai carri. Esce dall'androne del palazzo di Cerreggio un carro carico, scende in direzione Vidanò. L'episodio storico avviene proprio nella piazza che da Porta Vidanò metteva in Castello, scionicamente rappresentata nella stessa piazza Palazzo. Man mano entrano in scena i personaggi del popolo che prendono la parola, lavoratori, artigiani, possibilmente nell'ambito tradizionale delle loro professioni.
Quindi ci saranno in scena un Popolano, il Compagno, il Carrettoneri, Bastaccio, Cannazzeri, Perdunario, Sabatteri, Busteri, Piccaparderi, Perreri, Mestrevani, Mestremuru, poi Neoneri, Pintor, Sulis, L'Armato e il famoso macellaio Lecces. Arriva il carro. Firma, e t'accenno e appito. A roba dei ministri, de portaglia e snapis possimbati. Ecco sa di chiesa sarda che è passare strancia. Che andò puntar del bauso, ginocchianta e cigarricus, e non tenia taranti guarnizioni, sì. Pianta la ginetto, si moianti ingrossato. Cavallinoso seus bravos de arenos, e plus che bravos a tu lasciare partire con sa roba, che via la roba nostra. C'anta gatta America in castello. Fuori a questo carretto! Elia che non voglio venire bene su che c'è. Poi te lo buscate. Noi adesso manca furare chi è sta roba nostra. Deve essere giusto chi si dantessi di commenti foti bene. Chi non tenia tamuranda si paneri, e santifatto domus del marmori, e del granito nostro dell'imbaletta e delitta si di domicai, sovianti pure ambrollienti, il plus che piantava con spende sul re, e fottogni a servizio morianti plus al regalo, de gusta terra un'anti poca milioni si, beni con gli assi in punti con femmina s'arricchiasa, il sosteniate si impreuso, i sonorisi, e a nosso su, sabunimo si picca, e moi vero è stacca a bar. Aio, anzi su carrettoni, sciusciando lo tabascio! Arrivano Neoneri, Pintor, Sulisi, un armato seguace di su. Alto là, firma sì, a buona gente, te manene custa, omini, sapello, e tu chi dare mesi. Ascoltai su comandante Sulisi, poi te io scombatti, ma pochini io scombatti, io su marchesu. Nara mi deo, così capiti, nara mi detto de può va. Ghetta sa roba abbascia sa roba! Firmo lui. Pazienza, buona gente, vai a bonus. Ossa voglia, ma gusta e sa chiabba. Che tu la sa andare con sa roba? Abbascia sa roba! Firma sì, ascolta il suo comandante. Suli, si ta de può vai. Ominis, abbascia sa roba! Qui esce Francesco Leccis, armato del coltello da macellaio. Firma sì! E a razze tributi, a razze onore, santus, genti de onore, e i tantannai de nosus. Deo! Chi ci sbogarsi si strangio su, possa libertare. Nostra roba! Non toccheis nuda! Lascia stai! Non vi fai snurda de sta merda che si strana, che si dava a pintatori con saluto. A noi si interesserà a essi meriti dopo nostro, libertà, trabalho, autonomia. Ora si ammassisce, carretone, si cante, a suo modo, e non ripete. Si allontanano i popolani, i Sulis, Neoneri, eccetera, si complimentano con Leccis. Conclusione. Molti carri scesero da Castello al porto, trasportando la roba del viceré, dei ministri e degli altri del seguito. 20 carri furono necessari al trasporto delle proprietà del solo viceré, che ciò che non poté trasportare regalò all'ospedale. Ogni impiegato piemontese, compreso il viceré che non voleva, fu pagato fino all'ultimo soldo delle sue spettanze. Il viceré Balbiano fu accompagnato all'imbarco dai portavoce degli stamenti, dalla nobiltà e da molti notabili del paese, e come racconta il Manno nella sua storia di Sardegna, era stata cura attenta di questi notabili che alcuna dimostrazione ingiuriosa non venisse a corrompere la serietà di tal atto, sebbene quasi a simbolo di ciò che comunemente si pensava, sia avvenuto che mentre rendeansi al viceré gli ultimi inchini, a pochi passi da lui si menasse in giro da moltissimi festanti la danza sardesca. Il popolo intorno ballava il ballo sacro.
È giunto ora il momento che io prenda congedo da voi. Avete visto, con la vostra immaginazione, e sentito degli avvenimenti di questa giornata. Una giornata unica nella storia di un popolo, un'esperienza storica mai più ripetuta, il cui tentativo durò soltanto pochi mesi, da aprile a settembre, eppure per decenni ha prolungato i suoi effetti fino alla congiura di Parabanda del 1812, eppure da 2 secoli fa coraggio a chi sardo pensa che libertà, lavoro, autonomia, fraternità, uguaglianza non siano soltanto parole. Ci viene una lezione dalla storia. Se curiamo con balli e canzoni non è per voglia di esibire folklore, ma perché la danza e il canto stanno nella storia, nella tradizione dei popoli e ci danno memoria che anche i popoli vinti qualche volta hanno vinto e ci danno speranza che un giorno potranno vincere ancora. Grazie. Arrigola il Titus
Giovanni Maria Gioi, este un historietto. Per i miti nobili dessa monarchia, poi fai sa lei autonomia, e sta reali udienza, voli comandai, sarà governare Giovanni e Maria. Si dà da cantare Francesco Ignazio Manno, uomini d'onore e dai cantori. E sull'Atriotto sa canzoni forti, chi ci da cantare un bene a sudiranno. Atriotto sardo non limiti sa morti, Santa Benedici, di San Giuseppe Maria, San Mamma Divina dei suoi redentori, e tu giughi e morto lo salire a mia. Libera Castello, oro Pullusardo, non tutta Sardegna sarà liberai. Così fai giustizia, noi trovando, dire io te genti, voglio governare. E sugli decadenti, pittori in grava, pintore tu gesti e Gio Maria Gioe, sabato alle spoi, non via pote badata, usa autonomia, un museo teoi. Un museo teoi, vostra autonomia, oi vostra cappata, con la tirannia. All'irca su coro, Sardegna mia, oi vostra cappata, con la gente allena. Per nostro settore, da governare, o gente italiana, non mi parli a Savena Piri, o gente italiana, no alla morri mai, gusta la triasana. Gusta la triasana, no alla morri mai, Don Rosardo, già la confermai. Libera Sardegna e libera Castello, Cicavi e Montello, a Crusera Chedo. Chi aguanta su ecco, che io sapevo lai, chi giocata a mano, omine e ciorbeggio, con tutte parole e per andare a ricco.